Il posto giusto dove tutto ha più gusto. Pizzeria e rosticceria Benny. Tantissime specialità per un piccolo spuntino o una buffata in compagnia. Quando la guardo mi fa bene al cuore. Se mi sorride. Tutte le pizze della tradizione, insieme a tante novità da comporre anche a tua fantasia. Super offerta, mezzo metro di margherita a soli 5 euro, mezzo metro di pizza farcita a soli 6 euro. Inoltre, buonissimi panuozzi in gusti golosi e abbondanti. Benny e anche polli ruspanti allo spiedo, con patatine a soli 6 euro. A toccare il cielo con un colpo. Tutte le specialità di friggitoria e rosticceria. Pizzeria Rosticceria Benny, via Dominzoni 90, Castellammare di Stabia. Consegni a domicilio e prenotazioni allo 081 872 7714. Silvio Orlando nel Nipote di Rameau. Sì, ho fatto questa scommessa di portare in scena questo testo satirico della metà del Settecento che non è nato per le scene, che però aveva dentro un tema che mi stava particolarmente a cuore, il rapporto tra intellettuale e potere, e quindi non sono riuscito a resistere alla tentazione e abbiamo cercato di portarlo con una nuova freschezza contemporanea, ecco. In sintesi, il Nipote di Rameau, famoso, meno famoso forse dello zio, contrappuntista, importante didatta e armonista anche, e un po' usa il pedigree, un po' come si sta facendo negli ultimi tempi nella società, si usa un pedigree famoso per spillare, per fare qualcosa di importante. Ma lui è abbastanza rassegnato al suo destino di cortigiano, di servo, di barboncino da salotto borghese o aristocratico, e tutto verte intorno a quello, cioè sul tentativo di Diderot, con il quale si incontra in un caffè dove si gioca a scacchi, all'epoca il caffè della Reggenza, cercando di fargli capire che è arrivato il momento di prendere in mano il proprio destino, di diventare finalmente cittadino del mondo e non suddito. È il tema che purtroppo ci portiamo appresso ancora oggi, mi sembra, in maniera abbastanza drammatica. In sintesi, al nord partigiani e al sud briganti. No, speriamo, perché no, insomma, un rapporto tra cittadino e Stato, ecco, questa è la cosa, non vedere lo Stato come qualcosa, o come un antagonista o come qualcosa da cercare di ammansire in qualche modo per avere un tornaconto privato, ma come patrimonio collettivo, come bene comune, no? E questo un po' è il tentativo che dal Settecento in poi gli illuministi o un certo tipo di intellettuale ha cercato di portare avanti. Silvio Orlando, che cosa è rimasto di quel famoso maestro? Quella è la notizia che posso dare un po' in anteprima a voi. Nacque da uno spettacolo teatrale, quella serie di film sulla scuola, e si chiamava Sottobanco, e quest'inverno lo riprenderemo. Porteremo di nuovo in scena più o meno con gli stessi attori dell'epoca, era uno spettacolo di 20 anni fa, e quindi vediamo un po' di fare un po' un bilancio di noi come attori in questi 20 anni passati e soprattutto cosa è successo all'interno della scuola, ecco, il tentativo di riaprire un dibattito. Un pensiero per Mazzacurati. Insomma, stamattina ero a Padova alla veglia funebre di Carlo, insomma è stata una cosa improvvisa, anche se era malato da un paio d'anni, improvvisa per l'età, insomma, ovviamente, però devo dire che ho avuto anche la fortuna di poterlo frequentare e poterne apprezzare la sensibilità, l'ironia, il talento, la straordinaria cultura, la curiosità. È veramente un enorme vuoto che si è venuto a creare. Le ultime novità dell'attore Lello Radice. Le novità, ovviamente tu ti riferisci alle novità del Teatro Supercinema, come tutti sapete, insomma, la stagione teatrale ha ripreso il suo naturale corso dopo qualche piccolo affanno, e il 10 febbraio, lunedì 10 febbraio, faremo questo spettacolo con questa carrellata di big, da Biagio Izzo a Sal Da Vinci, Patrizio Rispo, Mario Porfito, ditelo voi, insomma veramente sono tantissimi, Peppe Zeno,
dove l'incasso della serata poi andrà a sostenere la stagione di prosa e quindi mi farebbe piacere, insomma, che la città di Castellammare, come sempre, rispondesse a questa ulteriore chiamata, insomma, perché è troppo importante la cultura nella nostra città, è troppo importante sostenere la stagione di prosa. Quindi tutti il 10 febbraio qui al Teatro Supercinema. Assolutamente, lo voglio vedere pieno, ma guarda, la città di Castellammare è stata sempre presente, è difficile, infatti paradossalmente, insomma, il rischio di un direttore artistico è sempre Madonna, la gente viene, non viene, dovrebbe essere il pubblico, invece nel mio caso si sono un po' invertite le cose. Abbiamo sempre il teatro pieno, però non abbiamo, sono 2 anni che non riceviamo un sostegno dal comune, no? per svariate ragioni. Adesso non stiamo qua, io non voglio fare polemiche su questa cosa qua, si sono fatte altre scelte, ma la cultura deve andare avanti e la stagione di prosa deve andare avanti.